Chiedono l'estensione illimitata del blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali, l'integrazione del fondo per i lavoratori dello spettacolo fino al 100% del loro salario e il divieto di applicare nel settore turistico contratti come cooperative e multiservizi. L'associazione diritti dei lavoratori Cobas è tornata a farsi sentire questa mattina con un presidio di una cinquantina di manifestanti davanti a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, sede della Regione Veneto. Noi vogliamo sicuramente la riforma degli ammortizzatori sociali, per cui se migliaia di lavoratori vengono lasciati a casa devono avere il diritto di vivere. Gli interventi dei partecipanti hanno delineato uno spaccato molto ampio della crisi. Molti di noi sono essi stessi precari di un turismo che ha direzionato verso una monocultura tutta l'economia della città. Presenti anche alcune rappresentanti dell'associazione Non Una di Meno. Ci siamo un po' rotti di pagare noi il prezzo di chi alla fine si arricchisce, perché anche quando lavoriamo a pieno regime non è che qua ci sono persone che in tasca poi alla fine del mese hanno migliaia di euro, so persone che alla fine del mese ce n'hanno 800, 900, 1000 se va bene, quando sono a pieno regime di lavoro. Un'apertura della regione alla fine è arrivata, ricevendo una rappresentanza dei manifestanti. Rispetto all'altra volta in cui ci avevano semplicemente detto che loro non potevano fare niente, questa volta diciamo che almeno hanno detto che sì, effettivamente abbiamo ragione, perché questa è una situazione insostenibile. Chiaramente ci hanno opposto sempre il problema che la regione non ha soldi, che bisognerebbe fare dei cambiamenti normativi